Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera! Anzi, buonasera per la 40ª volta. Che piacere, ma che bello Maria Caterina ritrovarci ogni anno qui su questo palcoscenico, da qualche tempo insomma qui al Parco Misingiau, per proporre insomma questo appuntamento che è insomma l'espressione di un lavoro, di una vita, di una passione che dura da 51 anni nella famiglia Ittiri Cannedo e da 40 anni col Festival Internazionale del Folklore. Tu hai detto oggi questo viaggio lungo che ha portato in realtà qui a Ittiri una bella parte del mondo, della sua cultura popolare, delle sue espressioni, della tradizione e quindi insomma una grande festa che si rinnova continuamente. Sì, lo slogan di quest'anno è proprio questo, un unico viaggio, quello che ci unisce, quello che la nostra associazione ha fatto nel mondo e quello che Ittiri Folk Festa ha fatto sì che Ittiri stesso vivesse, con tante nazioni che sono arrivate qua in questi 40 anni. Ecco, l'Ittiri Folk Festa, intanto buonasera a tutti voi, ma permettetemi di salutare i nostri telespettatori di Telesardegna con lo speciale di Harmonias in viaggio. Anche noi facciamo un piccolo viaggio e sono molto felice che tu sia insomma per la prima volta nella nostra emittente, quindi benvenuta anche a Telesardegna. Grazie Ottavio, grazie a tutti gli spettatori di Telesardegna. Ecco, diciamo che la serata di oggi insomma in realtà è l'apertura sul palcoscenico, ma si porta appresso come sempre una grande eredità. Abbiamo iniziato qualche giorno fa in tour, ieri un grande appuntamento, oggi la cerimonia, però vorrei che fossi tu come padrona di casa a raccontare quello che è successo. Sì, un lavoro lungo mesi che poi ha portato appunto all'apertura ad Alghero con in Alghero Folk International. Ieri nella bella cornice dei giardini pubblici la serata dedicata al ballo Sono Sdeballu e poi ancora stamattina in comune la consegna del premio internazionale Zenias alla Dinamo Basket. Stasera qui poi proseguiremo domani con la Messa dei Popoli, la grande parata, la serata del ballo internazionale, lunedì con la cena etnica e martedì per la prima volta la chiusura a Sassari. Saremo anche domani sera, cari amici di Telesardegna, saremo qui in diretta sempre dalle 22 in punto per raccontarvi tante altre cose, tante altre nazioni. Ma io insomma non vedo l'ora di iniziare, voglio solo ringraziare le istituzioni che sostengono intanto l'Ittiri Folk Festa, quindi la Regione Autonoma della Sardegna, l'amministrazione comunale di Ittiri, la Fondazione di Sardegna, poi ancora la Camera di Commercio che ha inserito la nostra manifestazione nel circuito Salute Trigu e poi il Comune di Alghero e il Comune di Sassari. E io ringrazio anche la Regione Autonoma della Sardegna che sostiene anche Harmonias in viaggio. Ma adesso insomma basta con queste chiacchiere, entriamo insomma nel vivo con la cerimonia, perché visto che questo è un appuntamento internazionale, tra l'altro lo diremo anche, visto che è il 40°, dedicato un po' alle relazioni, agli amici internazionali del mondo che vi hanno ospitato, che voi avete ospitato qui a Ittiri, insomma, quindi avremo tante belle cose, per cui io non vedo l'ora di iniziare. Allora iniziamo la nostra cerimonia di apertura con gli inni nazionali e quindi l'inno sardo, Sinnude su patriottu sardu, a sos feudatario, per ospitare Ittiri Cannedo naturalmente e poi ancora il gruppo folk Oleri di Ovodda, Santu Iacu di Orosei e Tradizioni Popolari di Villanova Monteleone. vai! Eccoci qua, mi serve il vostro applauso, mi serve caloroso per noi tutti e per loro che rappresentano adesso la nostra terra nel ballo, nel vestiario popolare, nei suoni, insomma, e nelle passioni. Ecco, questo è importante. Adesso dall'isola alla
alla nostra nazione. Hai ragione, perché abbiamo gli omaggi da consegnare. Io volevo andare invece più veloce, invece che cosa Abbiamo i abbiamo? bambini della scuola di ballo Itiri Cannedu che vedremo domani in apertura di serata, che consegnano a tutti il ricordo di questo 40° festival, e in particolare ci sarà l'olio offerto dall'associazione Sischima d'Orza e il libro Un volo a passo di danza di cui abbiamo fatto quest'anno la seconda edizione, che racconta appunto 40 anni di festival, ancora la cartolina, la calamita, tutti i simboli di viaggio che abbiamo voluto utilizzare quest'anno. Assolutamente sì, io volevo andare avanti subito per andare nella penisola, e quest'anno focalizzeremo la doppia attenzione con due espressioni di una regione molto importante, che è un'isola sonora, anche questa con tante tradizioni, per cui mi fa piacere chiamare l'inno nazionale italiano per l'Abruzzo e... L'Abruzzo e la Lega Italiana Sbandieratori. È un doppio appuntamento, perché insomma intanto invitiamo i nostri ospiti ad accompagnarsi anche vicino al gruppo musicale di Sandanduniri, poi avremo occasione insomma di conoscerli meglio, anche qui naturalmente gli omaggi, vero, i ricordini. Sì, e c'è un bello scambio. Ok, benissimo. Allora adesso possiamo entrare insomma nella nostra dinamica internazionale, Maria Caterina, perché insomma ogni anno è così e sarà così stasera e domani, anzi domani con tante più nazioni, ma insomma andiamo subito nella Europa centrale, così. Andiamo in Austria, andiamo nel villaggio di Stigwall con il gruppo Steirischer Schwung. Altri amici cari. Bene, bene, anche per loro io vorrei dare un applauso caloroso, e i giovanissimi della scuola di ballo che dovranno consegnare insomma i vari ricordi. Abbiamo detto insomma all'olio, poi siamo in una delle città dell'olio, per la nostra una produzione davvero di altissima qualità, quella tirese, quindi siamo insomma felici di dare un prodotto di eccellenza di questa terra. Mi fa piacere, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori, vedere un parterre così piacevole, intanto ben illuminato, e vediamo finalmente il pubblico, ma poi da quest'anno insomma un'arena vera e propria con le tribune, insomma stiamo crescendo per il quarantennale, insomma abbiamo voluto fare delle cose meravigliose, insomma è così. Quindi fate un applauso a Itiri Cannedu per tutto questo, va bene? Ok, allora andiamo più lontano, insomma ci spostiamo dall'Austria, andiamo in Cile, nella città più settentrionale del Cile, da Arica o Rica. Arica con il balletto folclorico Tusui. Una brisa
Eccoci qua, grazie cari amici del Cile che in queste 2 giornate, Maria Caterina, ci porteranno veramente 2 quadri molto molto interessanti di 2 zone diverse del loro paese, quindi insomma sarà bello seguirci stasera e domani sera. Poi insomma un altro luogo del mondo, tanto abbiamo visto hanno già consegnato tutto, con una doppia formazione, perché c'è proprio una struttura legata al ballo popolare, un altro alla musica all'interno insomma dell'università, insomma un'associazione molto molto importante. Arriva dal Messico ed è... Abbiamo il balletto folclorico della Università Autónoma de Coahuila da Saltillo con l'orchestra musica folclorica messicana Son de la Huerta da Aguascalientes. Bene, bene, quante cose belle racconteremo e vedremo, Maria Caterina, stasera con i nostri ospiti. Ma guarda, insomma, che bel quadro che abbiamo realizzato su questo palcoscenico. Quindi, insomma, questo è il nostro menù e questa è l'anticipazione di quello che succederà stasera su questo palco. Sì, tutto questo lo vedremo e allora adesso salutiamo con un applauso tutti i nostri gruppi. Vieni, spostiamoci così possiamo salutare Allora, Ittiri. Ittiri, Ovodda, Orosei, Villanova Monteleone, e poi ancora l'Abruzzo, la nazionale della Lega Italiana Sbandieratori, ancora l'Austria, Cile e Messico. Voglio subito dire a proposito del palco, eccoci qua, questo addobbo floreale non manca mai, ogni anno insomma la nostra amica che è Caterina che ci certo, l'orchidea prepara di tutto. Caterina Cannoni che quest'anno ha voluto insomma rendere ancora più omaggio proprio ai 40 anni bellezza. della Ittiri Folk Festa. Bene, 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 ci sono tante cose perché vedete, è vero che noi arriviamo e vediamo la punta dell'iceberg, cioè la cosa più spettacolare sul palcoscenico, ma c'è una squadra meravigliosa di persone che lavorano da tanti mesi, ma veramente tantissime persone, e non solo dentro la famiglia, vero? I Tricannedu, No, assolutamente. è tutta la città che si mobilita. Esatto, è tutta la città e quello che ci fa più piacere, che ci riempie il cuore di gioia, è proprio che la manifestazione Ittiri Folk Festa sia la manifestazione di Ittiri, del paese, e che tante persone lavorino insieme a noi, ma non vogliamo chiamarlo nemmeno lavoro, davvero, abbiano la stessa passione e profondano lo stesso impegno per questo festival. Altrimenti non si sarebbe arrivati a 40 anni, 40 edizioni, nato un po' così, tanto per questo desiderio di confrontarsi culturalmente col mondo, e poi è diventato insomma l'Ittiri Folk Festa di oggi. E a proposito di cose belle, chiamiamo le cose belle, chiamiamo il gruppo. L'Associazione Culturale e Folclorica Ittiri Cannedu. Eccoli qua. Qui vi voglio tutti però, e anche voi qui l'applauso lo voglio perché è un applauso per il ballo, per l'impegno culturale, per questa manifestazione, per la storia di questa città. Insomma, vorrei davvero applaudire tutti fino alla fine, fino a che non ci raggiungono tutti sul palcoscenico, e quindi dopo il piacere della visione, perché adesso vedremo insomma. Mamma mia che bellezza, aspetta, spostiamoci, vieni. No, non voglio assolutamente, vorrei che le telecamere inquadrassero Roberto De Martis in regia, farci vedere qualche dettaglio di questa meraviglia che è il vestiario tradizionale di Ittiri con queste sue preziosità. E adesso dalla bellezza dello sguardo entriamo nella dinamica del ballo, entriamo nel ballo in saludoresa che rappresenta proprio il territorio, massa ittiresa, la boghe chitarra e fisarmonica. Poi insomma andremo nell'ambito dal ballo rituale alla danza di corteggiamento per poi tornare a su ballo a passo. La formazione strumentale musicale, Maria Caterina. Sì, anche per questo una formazione strumentale speciale per l'edizione Ittiri Folk Festa numero 40, Totore Chessa, organetto e fisarmonica, alle voci Giovannino Marreu, Paoletto Senes, Antonio Carboni, e alla chitarra
Tore Mazzau. E allora comincia così l'edizione numero 40. Evviva con Ittiri!
Maria Caterina, questo viaggio è il viaggio nella festa, nella grande occasione di condivisione, di complicità, insomma, come dire, di aggregazione della città con il nostro pubblico, che è sempre più numeroso. Vedo, ci fa assolutamente piacere questo scenario qui del Parco di Misingiaco. A proposito, chiediamo di stare ancora con noi sia i musicisti che il gruppo, perché adesso cosa succede? Adesso arriva per il saluto ufficiale il nostro sindaco Antonio Sau insieme al consiglio direttivo dell'associazione Ittiri Cannedu. Vieni, mettiamoci qui al centro, Maria Caterina, vieni, vieni. Tutto il direttivo con Giuseppe, il nuovo presidente, il presidente storico Piero Simula, Peppino, Antonello, ci sono... Antonella, Piero, e Antonella, poi abbiamo Piero. però anche una parte del consiglio direttivo che balla, e quindi abbiamo già Mario, Salvatore, Eccoli Franco, qua. Francesca, E insomma, ci stiamo. Caro Giambattista. sindaco, allora aspetta che mi avvicino così ti cedo il mio microfono. Abbiamo detto in apertura che già stamattina è iniziata ufficialmente con una cerimonia importante, con la consegna del premio Albodoro, il premio Zenias, ma ancora una volta un'occasione per la 40ª volta di aprire Ittiri al mondo e condividere l'esperienza delle tradizioni popolari. Insomma, una bella occasione anche quella di quest'anno. Sì, una bellissima occasione, un grande dono per la nostra comunità, ma non da stamattina, già da ieri per le vie del paese si respirava quel clima di festa, quel clima di amicizia, quel clima di accoglienza che in tutti questi 40 anni Ittiri ha comunque dimostrato e rappresentato grazie all'Associazione Folclorica Ittiri Cannedu, ma anche grazie alla disponibilità e alla passione di questa splendida comunità che in tutti questi 40 anni ha voluto significare un sentimento di accoglienza, di amicizia, di crescita culturale, di scambio, di orgoglio, e di questo noi siamo fieri e orgogliosi e insomma, mi viene da dire facciamoci un applauso come comunità. Volevo solo aggiungere che nella bellezza del festival una delle cose che hanno una importanza fondamentale è che al di là della bellezza degli abiti tradizionali, dei suoni, delle culture dei popoli, è una occasione per manifestare la pace tra i popoli, e in questo momento credo che sia un segnale importantissimo, che il mondo credo che abbia bisogno di pace, e questo sarebbe bellissimo vederlo in tutti gli angoli del mondo, i popoli che si incontrano nelle tradizioni popolari.
Certo, poi Sindaco, stamattina la città di Ittiri ha avuto un dono che è stato consegnato proprio durante la consegna del premio internazionale Zenias. Augusto Mola, premio Manos de Oro dell'anno scorso, ha voluto fare un bel dono alla nostra città. Sì, Augusto, che ringrazio e che a nome di tutta la comunità, un dono importante, un dono che insomma, ci ha colpito in una maniera particolare, non ci aspettavamo insomma, un regalo di tal pregio. Ringraziamo Augusto, una ceramica bellissima, la vedrete esposta nel comune di Ittiri, ma la vedrete in questi giorni nei social, insomma un dono veramente importante del quale insomma, sono ancora commosso e insomma, a nome della comunità ittirese voglio veramente ringraziare Augusto perché non ci aspettavamo insomma, un dono veramente così bello. Allora, a proposito di doni però, la generosità, l'amicizia, la relazione con le persone all'interno e all'esterno della famiglia Ittiri Cannedo, e adesso c'è un'occasione importante. Sì, nei 40 anni, negli anni abbiamo avuto modo di omaggiare tante persone che ci hanno accompagnato, i musicisti. E quest'anno, in occasione della 40esima edizione di Ittiri Folk Festa, questo dono lo vogliamo fare a chi col suo organetto e con la sua fisarmonica è stata la colonna sonora di Ittiri Cannedo e di Ittiri Folk Festa in tutti questi anni. Totore Chessa. Eccolo qua. Vieni Fedale, vieni. Vieni che ti faccio raccogliere l'applauso del pubblico per un grande musicista, un amico caro. Vai, da Maria Caterina, vieni. Ecco, a Totore glielo consegna Giuseppe insieme al sindaco, insomma, a nome di tutta l'associazione, il simbolo del nostro abito tradizionale, quindi il bottone in filigrana d'argento, con una dedica a Totore, colonna sonora del nostro viaggio per la 40esima Ittiri Folk Festa. Bene. Cara Maria Caterina, diciamo che anche il nostro momento dell'associazione lo abbiamo vissuto con tutto il direttivo, siamo veramente felici. Adesso questo momento ci porterà insomma ad entrare in questa dinamica di incontri internazionali. Franco, come direbbe Ottavio Nieddu per congedare, visto che tu insomma mi prendi sempre in giro? Maria Caterina, ma quanto sei bella! Ma smettila! Va bene. Ok, però veramente sei bellissima, poi mi dirai quest'abito meraviglioso, ma ce lo direi dopo. Adesso congediamoli, dai. Dai, forza, salutiamo con un applauso l'Associazione Culturale Folclorica Ittiri Cannedu, i musicisti Tore Mazzau, Totore Chessa, le voci Giovannino Marreu, Paoletto Senes, Antonio Carboni. Grazie. Credo che ci regalino ancora qualche istante di musica per far uscire il gruppo dal palco, dalla scena, così insomma anche il pubblico ci potrà accompagnare con gli applausi e abbracciarli tutti uno per uno. Grazie ragazzi. Grazie a tutti. E grazie al giovanissimo Giovannino Marreu. Allora, che bello insomma questo clima qui a Ittiri e spero anche nelle case dei telespettatori di Telesardegna che stanno vivendo questa occasione con Armonias in viaggio e quindi stanno vivendo il Festival Internazionale del Folklore, che adesso diventa internazionale perché andremo in un paese importante tra la Cordigliera delle Ande e l'Oceano Pacifico. Avremo occasione, tra l'altro, fra oggi e domani di vedere proprio tutti e due gli esempi di questa nazione nella
abito, nel vestiario, ma nei suoni e nelle danze rituali che ci offriranno. Perché insomma, di quale associazione stiamo parlando, Maria Caterina? Parliamo del Balletto Folclorico Tusui, che è una fondazione culturale, una fondazione che si è distinta proprio nel tempo per il grande impegno dedito alla conservazione e alla diffusione delle tradizioni culturali del Cile in particolare e dell'America Latina in generale. Un'associazione che ha svolto un grande lavoro di ricerca sia sul patrimonio materiale e immateriale del Cile appunto, e questo impegno è stato premiato con l'inserimento dell'associazione anche nel CIOF, il Consiglio internazionale delle organizzazioni del Festival del Folklore e delle altre tradizionali, nel quale peraltro già proprio quest'anno è entrato anche il nostro festival, e questo per noi motivo di grande orgoglio. Il Balletto Folclorico Tusui è diretto da Maria Luisa Cerice, direttrice artistica, culturale del gruppo, nonché cara amica del gruppo Itiri Cannedu, perché come dicevamo in apertura, quest'anno oltre a tanti gruppi nuovi, tante espressioni che abbiamo invitato, abbiamo voluto per la 40ª edizione riavere qua gruppi che erano già stati ad Itiri e quindi rincontrarci. Ecco, solo due parole per dire il quadro che vivremo stasera, completamente differente nelle due occasioni di incontro con il Cile. E mi fa molto piacere perché è un omaggio a una artista, credo tra le più rappresentative del mondo della canzone cilena, Violeta Parra, e quindi intorno a lei hanno creato tutta una serie di coreografie e di sonorità. Addirittura in alcuni abiti hanno riportato quei disegni che l'artista, insomma, fra le sue tante espressioni ha avuto occasione di proporre. E Violeta Parra, voi sapete, insomma, è colei che ha iniziato negli anni 50 questo movimento culturale e musicale che era stato poi chiamato la nuova canzone cilena, con Victor Jara, gli Inti Illimani, insomma un movimento culturale importante che è andato avanti per tanti anni, poi con le sofferenze che sappiamo dal 73 fino al 90 dal punto di vista del regime che si era creato, ma la musica è rimasta insomma assolutamente in movimento, questo grande movimento culturale, e Violeta Parra ci ha lasciato una grande eredità che incontreremo nei vari suoni, compresa la sua eredità artistica, insomma, con il Gracias a la Vida. Per cui ecco, entriamo nel mondo della canzone cilena con il Cile.
buenas noches. Con el ballet folclórico Tusui queremos brindar un homenaje a la gran artista e intérprete Violeta Parra. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio o competente. Volver a ser de rebelde, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, que hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos. Amado, gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que me ha dado tanto.
Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a la sombra de las leyes el refinado ladrón, y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol. Se formó un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro, amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó en plasto de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maquí del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena pa'l pobre negro, y la echó dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela. Ay, qué velorio más negro. Violeta, tu canto fue historia, tu canto la voz del Chile no visibilizado, aquel territorio donde muchos eran olvidados. Hoy más que nunca, tu canto está presente en el pueblo, en la plaza, en fundos y en ramadas, como pregón mañanero que acompaña al olvidado y llega como espina al corazón del más amado, el desconfiado. Amores habrás tenido, amores por todas partes, amores por todas partes, amores con sus cuchillos, amores con sus diamantes, amores habrás tenido. ¿Cómo se llega al alma del desconfiado que vive pregonando no me han amado, que vive pregonando no me han amado, que no te ha amado, ay sí, ni te hago caso, y aunque pasen 100 años, no rompo el lazo, si
Aunque pasen 100 años, tu corazón no será olvidado. Como aquel lazo así que a un corazón se pudo atar. Y serán 1000 voces las que guíen tu camino. Y serán las cuerdas de tu guitarra las que anuncien tu llegar a tu patria añorada sin exilio del andar. Eso es. Un ojo deja en los lagos por un descuido casual. El otro quedó en parral en un boliche de tragos. Recuerdo que mucho estrago el niño vio el alma mía. Mi ser se elevó y a saludar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Todo derecho en Win quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho en Curacautí, lo veo en un jardincillo. Mis manos en Maitencillo, saludar en Pelequín. Mi blusa fértil aunque recogí unos pececillos. Desembarcando en Río se vio a la Violeta Parra, sin cuerdas en la guitarra, sin hojas en el coligüe, y una banda de chirigües le vino a dar un concierto. Desembarcando en Riñigüe se vio a la Violeta Parra. Desembarcando en Riñigüe se vio a la Violeta Parra. Violeta, sin perder tu cantar, sin perder tu soñar, fuiste arte en el andar. En aquellos lugares donde sin duda aprendiste a amar, no bastaron 17 ni los rin de tu querer, sin cantar en tu camino al fruto de tu querer, lo que más quiero. El hombre que yo más quiero, en la sangre tiene, me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. El árbol que yo más quiero tiene dura la razón, me priva su fina sombra bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. Eso es. El río que yo más quiero no se quiere detener, con el ruido de sus aguas no escucha que tengo sed, no escucha que tengo sed.
me privé de la salud, me privé de la salud. Laray, lay, lay, la, 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 laray, lay, lay, la, laray, lay, lay, la, 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 laray, lay, la, laray, lay, lay, la, 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 laray, lay, lay, la, laray, lay, lay, la, 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 laray, lay, la. Paloma ausente. Cinco noches que lloro por los caminos, Cinco cartas escritas se llevó el viento. Cinco pañuelos negros son los testigos de los cinco dolores que llevo dentro. Paloma ausente. Vas por unas senderas mirando el cielo, con un solo deseo en el pensamiento, lleno de cierta herida mi palomita, la que viene fundida en los elementos. Paloma ausente, paloma ausente, paloma ausente. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja va mi pasión. Y para saber si me corresponde, de esto con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Oh, oh, oh. Muchas gracias. Eccoci qua, ce l'avete ancora un applauso per il Cile per salutare i nostri ospiti? Adesso faremo un cambio palco, la nostra squadra tecnica, insomma, ormai ben collaudata, devo dire. Maria Caterina si preoccuperà con i due palcoscenici dedicati ai musicisti di allestire il set, perché adesso ci sarà una banda, proprio un complesso musicale molto interessante. Prima ancora però di questo vorrei insomma fare ancora una riflessione sul Itiri Folk Festa numero 40. Abbiamo detto insomma che è iniziato questo percorso con le anteprime a Itiri, però una delle cose belle sono anche il racconto della festa. Voi, se avete avuto occasione di girare in città, ci sono delle fotografie che hanno impressionato dei momenti bellissimi dell'attività, vero? Di Itiri Sì, Folk e questo Festa. è un altro esempio di coinvolgimento della comunità, perché tutti i fotografi itiresi hanno voluto raccontare 40 anni di Folk Festa e quindi grazie alla loro collaborazione abbiamo realizzato una mostra diffusa che avete potuto vedere, che si può ammirare ancora in tutta la giornata di domani lungo il corso Vittorio Emanuele, ancora all'interno dell'Info Point davanti al comune e poi anche nella via Marconi. Ed è stato bello questo perché sono le immagini che raccontano con gli occhi dei nostri fotografi 40 anni di Folk Festa. Bene, allora per soddisfare anche il mio amico Franco che mi prende in giro sempre, dice: ah, ma come sei bella Maria Caterina, in realtà
ha degli abiti stupendi, cioè ogni anno e ogni sera, a dire il vero. Questo insomma, le donne hanno questo vezzo di tutti questi abiti. Io vado al supermarket, questi posti qua, insomma. E invece lei ha tutta una stilista tutta sua. Raccontami un po' chi ti ha vestito oggi e che cosa E questo è rappresenta. un altro privilegio, diciamo, di collaborazione proprio fra gli artigiani tiresi, le sapienti mani, no? delle donne, degli artigiani tiresi, quindi gli abiti di Giovanna Casiddu, i gioielli di Nanni Rocca e poi acconciatura e trucco grazie a Vanna Biddau e a Maria Giovanna Michetti. Bene, bene, bene. Anch'io ho il mio stilista per l'acconciatura, però non mi ricordo, vabbè. Puoi migliorare però dall'anno Posso prossimo. migliorare, ce la posso fare. Allora, intanto abbiamo detto la squadra tecnica sta preparando la prossima formazione, una compagnia, una banda molto interessante. Loro sono abruzzesi, sapete in Abruzzo c'è una grande tradizione popolare, intanto sulle danze rituali con anche degli strumenti appositi che tu poi ci dirai Maria Caterina, ma interessante il lavoro che ha fatto questa compagnia perché è una compagnia devo dire anche molto numerosa, fatta di musicisti, di amici ma anche di ricercatori, perché hanno recuperato quelle tradizioni, soprattutto che si usavano per Sant'Antonio, c'è il giro nel paese a Penna Sant'Andrea, durante la questua che si cantava, si raccoglievano delle cose. E allora loro, proprio dedicandolo a Sant'Antonio per il 17 di gennaio, il Sant'Antonio Abate, il protettore anche degli animali, la rievocazione del fuoco, loro si sono chiamati come compagnia i Sandandunire. E questa è la compagnia abruzzese che ci porterà proprio dentro queste due tradizioni di cui abbiamo parlato. Sì, esatto, perché il primo brano proprio che eseguiranno è quello di Sant'Antonio di Beffaro, che poi è la canzone di un comune vicino. Appena Sant'Andrea, una canzone di questua che viene riproposta proprio durante i riti in onore di Sant'Antonio il 17 gennaio. Riti che poi ci accomunano, non un po', perché anche la Sardegna ha una forte tradizione legata a Sant'Antonio su Vogu per il 17 gennaio proprio. E poi continueranno però con il salterello, quindi un bel ritmo bello allegro, che poi è il ballo tipico, no, dell'Abruzzo e che poi viene eseguito con l'organetto a due bassi, il dubot. Sì, il dubot, è vero, che è una caratteristica proprio dei balli popolari dell'Abruzzo ed è un po' anche l'equivalente con quello strumento dell'accompagnamento dell'armonica a bocca con quelle estensioni diatoniche. Mi pare che tutto sia pronto, per cui adesso entreremo in quest'altra dinamica, anche dal punto di vista musicale sarà un quadro più breve, avremo solo 10 minuti, ma estremamente intensi e davvero piacevoli. Quindi insomma questa è l'occasione per ascoltare la compagnia, il gruppo, la banda che poi questi giorni ci hanno animato, devo dire, lo faranno anche domani nella grande parata, i Sandandunire, va bene? Dall'Abruzzo. Abruzzo. Eccoli qua, facciamoli suonare anche se non è ancora tutto pronto, vai! Buonasera a tutti! Come annunciato, una canzone dedicata al nostro santo preferito.
Iri truppe cacerattate. E da queste parti non c'è stato mai, ma faccio una sonata, ma la racconta come la va. Ma faccio una sonata e fino a raia, ma faccio una sonata e fino a raia. Alzalo bene cara, terra croce, se dice male da me, ma la racconta come la va. Se dice male da me, non mi dispiace, se dice male da me, non mi dispiace. Maronna de lugar me negli notta, Maronna de lugar me negli notta. Amma cascate voi me la racconta come la va, amma cascate voi me la ruletta. Non faccio l'essere viva e l'essere morta, se io sarò larghe de robetta. Entro i dubbi che ce l'ha data, con di picchi martello di frate, di richidolla, sono di casale, sapore cavallo, e se vedi che in vapore, se prende cavallo, sapore che sono, e se vedi che in vapore, se prende cavallo, sapore che sono. Quando li culumi mai dalle piane, quando non le prepara da Lucane, quando la muovono lo marito, allora lo manda che sa finire, quando la muovono lo marito, allora lo manda che sa finire. Lasciatela passare, mo si dispera, lasciatela passare, mo si dispera, che l'impuzza a truare, mo te la racconta come la va, che l'impuzza a truare chi la consola, che l'impuzza a truare chi la consola. Pensalo mette voci, stato forte, pensalo mette voci, stato forte. Una domina e l'altra, mo te la racconta come la va, una domina e l'altra è l'acqua santa, una domina e l'altra è l'acqua santa. È tutto che mi chiama sfonda porta, è tutto che mi chiama sfonda porta. Sono io per sfondare, ma te la conta come la va. Sono io per sfondare, sono trovata aperta. Sono io per sfondare, sono trovata aperta.
martello de frate, tirichitolla, sopra de casole, samone cabal. E se vedi che nimba buona, sopra de cabal, samone che sol. E se vedi che nimba buona, sopra de cabal, samone che sol. E così dall'Abruzzo la musica, il ballo, i Sandandunire, grazie infinite anche a loro. Dunque, Maria Caterina, ieri, anzi oggi sono iniziate tutta una serie di attività che proseguiranno domani, quindi non solo per gli itiresi, ma anche chi ci segue sul canale 13 di Tele Sardegna, magari è nei paraggi, domani mattina che cosa potrà vedere? Domani tutto il giorno. Certo, domani sarà una giornata ricchissima, oltre alle 11 appunto la Messa dei Popoli di cui abbiamo parlato, la mostra fotografica sui 40 anni di festival, ma ancora la rievocazione storica dedicata alla passionaria itirese Toiedda Meloni a cura dell'associazione Ischilias, e poi la rievocazione storica di Sant'Arrasa a cura della compagnia teatrale Coros, e poi ancora la musica della ditta Bagella di Sassari, Affacciadas, dedicata ancora a una mostra ai 40 anni di festival davanti al comune, e poi le ceramiche, quindi Augusto Mola, Ugo Serpi, Valentina De Logu e Felice Mele e Sandra Manus, tante espressioni proprio dell'artigianato, della fotografia, del racconto che si trovano lungo il corso Vittorio Emanuele e si potranno visitare domani mattina e domani pomeriggio. Quante belle cose insomma che abbiamo qui a Itiri per l'Itiri Folk Fest. Abbiamo anche il concerto di Claxon dei bus, quindi insomma abbiamo veramente un po' di tutto. Ma adesso invece il concerto sarà qui sul palco, intanto perché atterreremo di nuovo nella nostra isola in Barbagia a Ovodda, e poi ci prepariamo anche per andare lontanissimo, mi pare. Qual è il prossimo gruppo internazionale? No, poi ci sarà Ovoda, poi avremo gli sbandieratori, e poi continueremo con l'Austria e poi ancora col Messico, quindi bene, insomma bene. Il programma è molto ricco. Bene, adesso semplicemente un organetto diatonico che nasce all'interno di questa associazione che più di 20 anni che opera a Ovodda per il recupero di queste tradizioni popolari, anzi per il recupero, visto che è un paese che ha conservato l'espressione del ballo, dell'abbigliamento popolare, per il proseguimento insomma di questa linea culturale. E allora all'interno dell'associazione si formano anche dei musicisti, degli organettisti, come il caso di Filippo Sedda, che accompagna con l'organetto diatonico e fa parte proprio della famiglia, dell'associazione, del gruppo. Il gruppo ha, tra l'altro anche dal punto di vista estetico e delle preziosità del vestiario, perché sono diverse tipologie, e ci portano nel ballo tondo ovoddese. Il ballo tondo è il ballo rituale di tutta l'isola, ma ciascuna località insomma lo caratterizza un po' per il suo modo. Poi oltre al ballo tondo però avremo anche altre cose. Balluzzopu, Zirau Addillu, e tutto questo accadrà con il gruppo folk Oleri da Ovodda, accompagnati dall'organetto di Filippo Sedda. Eccoli qua, Ovodda.
Bene, gruppo Oleri Iovodda, grazie infinite ragazzi, grazie. Salutiamo i nostri ospiti e andiamo naturalmente avanti con altre proposte. Eccoci qua, ci salutano, hanno
Allora, avevamo anticipato, Maria Caterina, che avremmo avuto modo di ospitare sbandieratori e poi altri gruppi internazionali e adesso infatti è arrivato anche questo momento, giusto? Sì, è arrivato il momento, andiamo in Italia, diciamo, con gli sbandieratori. Abbiamo la Lega Italiana degli Sbandieratori, una vera e propria comunità nazionale che da oltre 40 anni veramente custodisce e valorizza un patrimonio culturale che affonda le sue radici nella storia d'Italia. Il ritmo dei tamburi, il suono delle chiarine, l'arte della bandiera, tutto questo vedremo stasera. La Lega Italiana degli Sbandieratori è stata fondata nell'83 a sede principale in Umbria, ma il progetto più ambizioso è stato proprio quello nato nel 2014 con la Nazionale Italiana degli Sbandieratori, presente qui stasera in rappresentanza addirittura di 6 regioni italiane, con l'Abruzzo, la Toscana, l'Umbria, le Marche, la Lombardia, il Lazio. Sì, è assolutamente interessante. È bene che la sede sia in una delle regioni dove c'è una grande tradizione in questo senso, anzi una città medievale, perché loro arrivano dalla città della Pieve, quindi siamo nella Valdicchiana, una cittadina medievale che ha queste belle tradizioni. Quindi avremo insomma delle coreografie, degli esercizi che sarà un crescendo piacevole con un finale assolutamente coinvolgente. Quindi la Lega Italiana degli Sbandieratori, la Nazionale Italiana degli Sbandieratori.
E questa era la spettacolare conclusione della Lega Italiana degli Sbandieratori. Eccoci qua, i musicisti, gli sbandieratori, i più bravi d'Italia, qui all'Itri Folk Festa. E adesso atterriamo di nuovo in Sardegna. È bello questo gioco costante, no, di rimandi fra le formazioni che arrivano dai vari luoghi e poi la nostra isola. Stavolta andiamo in Baronia, quindi siamo partiti da Logudoro, la Barbagia, adesso Baronia, un borgo tra l'altro particolarmente bello, un golfo suggestivo, tradizioni del canto a tenore, a concordo, le confraternite, il ballo popolare, insomma molte cose a Orosei.
Sì, e soprattutto dei balli particolarmente ritmati che ci daranno quindi una grande allegria, diciamo, su questo palco, mentre si sistema già l'armonica bocca, quindi una diversa espressione, diciamo, di accompagnamento al ballo, l'armonica bocca di Luca Musiu e poi la chitarra di Angelo Mura che accompagneranno su Dillu e poi su Ballu Brincu. Sì, l'armonica bocca tra l'altro a Orosei ha una ottima diffusione, organizzano anche una rassegna importante di musicisti, di strumentisti, di armonicisti a questo strumento che nasce in Germania nei primi anni del ventennio dell'Ottocento e si diffonde insomma dal progetto di Messner a quello di Hohner in tutto il mondo e naturalmente anche la Sardegna è stata investita dall'utilizzo di questo suono e a Orosei c'è una bella radice profonda, una bella tradizione che si rinnova anche con la rassegna. Vediamoli insieme i balli, ripetiamo. Dillu e Ballu Brincu con l'armonica bocca di Luca Musiu e la chitarra di Angelo Mura. Santu Iacu da Orosei.
Bene ragazzi, grazie. Grazie. Grazie ancora a Rosei, salutiamo Santuyaku. Bene, con la formazione, chitarra e armonica. Grazie ragazzi. Oh, bene, adesso un'altra pagina dell'Itri Folk Festa e di amici dell'Itri Folk Festa, perché ritornano insomma dopo un po' di tempo, sono tutti uomini quelli che ci proporranno queste danze anche abbastanza come dire, rappresentate di una certa forza anche muscolare, ma interessante perché arrivano dall'Austria ed è un po' una culla della musica, del classicismo, con i fratelli Haydn, ma con Mozart padre e figlio, ma poi insomma tutto quel fenomeno musicale dei valzer di Strauss, anche qui padre e figlio, e poi ovviamente il periodo del romanticismo che ha segnato insomma tutto un altro periodo con Franz Schubert, quindi per dire che è un grande riferimento musicale per tutta l'Europa, partendo dall'Europa centrale. E poi interessante perché proprio in Austria, a Vienna, nel 1829 hanno brevettato l'organetto diatonico, quindi è partito tutto da lì. Certo, e avremo un panorama di danze particolarmente ricco, ritmato, allegro, che poi è quello a cui ci hanno abituato gli austriaci in questo periodo, ed è la quarta volta che partecipano a Itiri Folk Festa, e Itiri Cannedu è stata poi al loro festival che si tiene nel mese di agosto, ogni anno Folklore Global, e quindi davvero un bellissimo scambio di musiche, di tradizioni, di amicizia che si è verificato in questo viaggio appunto di Itiri Folk Festa lungo 40 anni. È un bel repertorio di danze questa sera, a partire da Bankelplatter, che poi è una danza che viene eseguita appunto dagli uomini utilizzando delle panche di legno, quindi da un ritmo particolarmente sostenuto, e poi ancora Ambosplatter, Max Glaner, e poi per finire la danza stiriana che simula una lotta proprio fra due uomini per stupire le donne e poi far vedere chi è il più forte, quindi una danza che necessita di una grande abilità e che di solito coinvolge particolarmente il pubblico. Ecco, naturalmente la parte strumentale è importantissima, con i fiati, l'immancabile accordeon, che evidentemente insomma da lì non poteva non essere presente, e quindi tutte queste sonorità anche molto coinvolgenti, devo dire, daranno vitalità ai danzatori, una spinta ulteriore per eseguire tutti quei balli 3 in sequenza, così come Maria Caterina vi ha proposto. È tutto pronto e quindi invitiamo Austria!
Ambossblätter.
Facciamo ancora un applauso bello per loro. Grazie. Per l'Austria, per i nostri ospiti, amici, 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 è importante. Oh, adesso di nuovo Sardegna, poi chiusura, gran finale col Messico. Sardegna, beh, devo dire anche qui vicino, siamo a Villanova Monteleone, quindi un gruppo di tradizioni popolari interessante perché intanto è uno dei gruppi più longevi, perché insomma è stato fondato da Barorellai nel 1950, quindi 75 anni di attività, e poi perché viene da un luogo dove ogni volta che parli di Villanova Monteleone ti viene in mente Sumastrumannu, Remunnu Piras, il grande poeta della nostra isola, e quindi il gruppo delle tradizioni popolari ci porterà insomma in due balli. Uno peraltro è proprio un frutto di una coreografia proprio di Barorellai, del fondatore, così. E certo, con Singhindulada, ma inizieranno anche prima con la danza e quindi sarà poi una danza girata a Inghindulada, e naturalmente hai appena nominato Barore Lai, ma sarà accompagnata dall'organetto di Giovanni Lai, Che è il figlio di Barone, e tutto è praticamente pronto, per cui possiamo applaudire il gruppo delle tradizioni popolari di Villanova Monteleone e goderci insomma delle sue due proposte musicali.
Molto bene, grazie. Vieni, vieni anche tu, vieni, così salutiamo il pubblico, tutto il gruppo al completo. Eccoci qua. Le tradizioni popolari di Villanova Monteleone, guardate quante belle coppie di questa formazione storica. Grazie Giovanni, grazie infinite a voi. Grazie. Dacci un po' di musica per farli uscire, dai. La bellezza di Villanova Monteleone, ma
avete notato qualcosa di speciale in Maria Caterina? Non avete fatto neanche un applauso però per lei. Guardate che bellezza con questo cappello che vuole anticipare i messicani, ma dietro c'è ben altro, insomma, non l'hai messo soltanto per questo, ma perché qui c'è una collaborazione da molti anni fra la città di Itri, l'Itri Folk Festa, è una istituzione della nostra isola molto importante, ma vorrei che fossi tu a dire tutto, Sì, è frutto della collaborazione con l'OIED, l'Istituto Europeo di Design, di cui vorrei chiamare subito qua i rappresentanti. Quest'anno hanno organizzato una mostra, un allestimento durante la Direttore, nostra venite. Folk Festa, quindi li voglio subito qua, il direttore dell'Istituto Europeo di Design di Cagliari, che poi è un nostro concittadino, Antonio Lupino, insieme a Nicola Frau, che è il direttore invece del corso di design, e alle studentesse che anche loro indossano un cappello a punto. Quindi Antonio, quest'anno la novità di Itiri Folk Fest è la creazione, un allestimento di una waiting room, una sala d'aspetto che poi si lega molto a quello che è il tema del nostro festival, no? Quest'anno il viaggio, quindi l'attesa della partenza, gli accessori che accompagnano il viaggio di solito. Buonasera a tutti, voglio ringraziare soprattutto l'associazione Itiri Cannedo per averci anche quest'anno invitato. Questo è già il secondo anno che collaboriamo e per noi è sempre un piacere. Volevamo portare un po' il tema che abbiamo trattato anche quest'anno nelle nostre tesi di fine anno di fashion design, e voglio lasciare anche la parola al coordinatore di fashion design per dare un po' una spiegazione su come siamo arrivati a questo risultato, ai capelli e agli accessori. Sì, buonasera a tutti, grazie. Sì, come anticipava il direttore, quest'anno abbiamo dato questo titolo che un po' rappresenta quello che è il nostro viaggio all'interno del nostro percorso formativo, all'interno del nostro istituto. È quello che abbiamo rappresentato pochi giorni fa con i progetti degli studenti, a cui abbiamo voluto dare questo nome perché è un momento della loro vita sia personale sia professionale, dove si incontrano e dove è un punto anche chiave della città, dove è un punto di snodo, da dove tutto parte, tutto inizia, per cui abbiamo voluto dare questo nome che è appunto il waiting room, la sala d'aspetto, e abbiamo presentato dei progetti che come sempre parlano e sono accomunati da un unico intento, che è quello dell'inclusione, quello della sostenibilità, della consapevolezza e della responsabilità del mondo della moda, non solamente della moda contemporanea ma di quella del futuro, quindi analizzando quelli che sono i bisogni della moda, del mondo della moda, che loro hanno interpretato con una loro visione personale. Grazie. Grazie, quindi potete ancora domani visitare la mostra, l'allestimento Waiting Room, che si trova proprio al corso Vittorio Emanuele. Grazie ancora. Grazie Antonio, grazie Nicola, grazie alle studentesse. Allora vieni, cara Maria Caterina, ci siamo, siamo arrivati alla pagina conclusiva, ma solo di stasera, perché poi domani sera dalle 22 in punto qui al Parco Misingiago, ma anche su Sardegna, Telesardegna, la Sardegna in TV con Telesardegna, sul canale 13, che vi porterà insomma in diretta tutto ciò che avviene su questo palco. Adesso c'è un appuntamento molto importante, perché su 32 stati, o meglio 31 stati più la città del Messico, gli Stati Uniti messicani sono rappresentati stasera da una delle formazioni più interessanti e più rappresentative, addirittura fanno parte del CIOF, sono all'interno di una prestigiosa università, e quindi un lavoro importante che ha dato molte soddisfazioni nei festival del mondo e anche nelle competizioni, perché poi quando hanno partecipato a competizioni delle coreografie sono diventati, insomma, hanno ottenuto dei risultati davvero eccezionali. Stasera dove ci porteranno?
Stasera avremo davvero diverse espressioni della danza, che poi è il ballet folclorico dell'Università Autonoma di Coahuila, che è accompagnato dall'orchestra di musica folclorica messicana Son de la Huerta, che arriva da Aguascalientes, quindi tanti strumenti che accompagnano le danze. E la prima sarà un huapango, che è una danza musicale proprio di origine chiamata anche son huasteco, di origine dal folklore spagnolo, quindi ritmi di flamenco, di peteneras, di bolero, tanghi e via. E poi ancora per finire lo Jalisco, che è un punto di riferimento per la musica regionale messicana, che i sones che la accompagnano sono melodie popolari con armonia ritmica, temi tradizionali, frasi e ritornelli dal doppio significato, e un ballo di coppia in cui prevale il flirt e il corteggiamento. Bene, allora vediamoci il Messico.
gustan las abajeñas, por altas y presumidas, se bañan y se componen y siempre descoloridas. Me gustan las abajeñas, por altas y presumidas, se bañan y se componen y siempre descoloridas. Mariquita mi alma, yo te lo decía, tarde que temprano mi vida habías de ser mía. Mariquita mi alma, yo te lo decía, tarde que temprano mi vida habías de ser mía. ¡Échale, compañero! En la huerta. Me gustan las abajeñas que saben la ley de Dios, que dejan a su marido por irse con otros dos. Me gustan las abajeñas que saben la ley de Dios, que dejan a su marido por irse con otros dos. Mariquita mi alma, dime la verdad, si ya no me quieres mi vida, otra me querrá. Mariquita mi alma, dime la verdad, si ya no me quieres mi vida, otra me querrá. Mañana me voy pa' abajo a ver un amor que tengo, que dices me dejas ir, no me tardo, ahorita vengo. Mañana me voy pa' abajo a ver un amor que tengo, que dices me dejas ir, no me tardo, ahorita vengo. Déjala que vaya, ella volverá, si amores la lleva en mi vida, se los la traerá. Déjala que vaya, ella volverá, si amores la lleva en mi vida, se los la traerá. Me gustan las abajeñas, por altas y presumidas, se bañan y se componen y siempre descoloridas. Me gustan las abajeñas, por altas y presumidas, se bañan y se componen y siempre descoloridas. Mariquita mi alma, yo te lo decía, tarde que temprano mi vida habías de ser mía. Mariquita mi alma, yo te lo decía, tarde que temprano mi vida habías de ser mía. ¡Hora, Qué bonitas son las indias desde Tuxpan sin igual, del meritito Jalisco donde hay puro natural. Qué bonitas son las indias desde Tuxpan sin igual, del meritito Jalisco donde hay puro natural. Ay, la la la, la 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 la. Qué bonitas son las indias desde Tuxpan sin igual. Ay, la la la, la 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 la. El meritito Jalisco donde hay puro natural.
a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje desde aquí. Y así se baila en Jalisco, compa, y arriba Coahuila. Eso, eso, eso. Baila de bonita, échale melina. Y sácalas. Ráscale, ráscale, mago. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. ¿Cómo dice Chile? De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. E allora, viva Messico! Viva Messico! Eccoci qua, siamo arrivati insomma alla
Conclusione, ma solo per stasera, Maria Caterina, perché domani si ricomincia da capo, tante cose a partire dalla Messa dei Popoli domani mattina, poi... Sì, la Messa dei Popoli domani mattina alle 11, poi pomeriggio la grande parata alle 18 e poi di nuovo alle 22 qua a Parco Missingiago, sempre in diretta su Tele Sardegna, e naturalmente potete visitare ancora tutte le mostre, gli allestimenti, la mostra fotografica durante tutta la giornata. Allora, per farvi venire voglia di raggiungere questo spazio a Itri o accendere e sintonizzarvi sul canale 13 domani, avremo la Slovacchia, avremo il Messico di nuovo con un quadro completamente diverso, poi avremo la Sardegna con Bolotana. A proposito, apriremo con la scuola di ballo di Itri Cannedu, giusto? E poi aspetta, Taiwan, Benin, gli sbandieratori, Samugheo, l'Austria, la Colombia, l'Irlanda, Cile. Ma come faremo a metterli tutti insieme in una sera? Non lo sappiamo, lo vivremo insieme. Ci riusciremo come sempre, vi diamo appuntamento a domani con ancora tutta la giornata della 40ª Itri Folk Festa e poi ancora lunedì con la cena etnica e martedì il gran finale a Sassari. Invece per noi amici di Tele Sardegna, domani sera stessa ora, puntualissimi, ore 22. Grazie a tutta la squadra tecnica, audio, luci, assistenza, palco e sala, la regia video, la squadra tecnica esterna guidata da Roberto De Martis, e grazie a tutta la famiglia Itri Cannedu che ha lavorato tanto e lavorerà ancora tanto domani, quindi a domani! E grazie soprattutto al pubblico. A domani!